Sì, ciao Giuseppe, Andrea Olmeo 131, una sgambata comunque importante contro l'Ossese che vi avvicina sempre di più a una sfida per te speciale contro lo Spezia. Ecco, ti chiedo un attimino qual è il bilancio della partita di oggi, perché l'impressione è che i carichi si stanno facendo un po' sentire e si sono fatti sentire oggi. Sì, sicuramente è un momento in cui fare delle valutazioni è difficile, ci sono carichi, alcuni gestiscono i carichi in maniera diversa, il terreno di gioco oggi era per noi un po' difficile da accettare, molto duro e soprattutto dopo una seduta di forza come quella di ieri. Prendiamo quelli che sono i concetti che proviamo durante la settimana, sono queste quelle cose che dobbiamo allenare, la freschezza, l'essere pronti per l'inizio del campionato arriverà più in là sicuramente. Visto che la squadra ha mantenuto tanti giocatori, lavorerete anche su qualche variazione o lavorerete sulla precisione di quello che già sapete fare? Questo dovresti chiederlo al mister, no? Sicuramente avremo delle novità, penso, come tutte le volte che il mister ha iniziato un anno o anche quando è tornato ha portato sempre qualcosa di nuovo. Diciamo che abbiamo il nostro sistema base che cerchiamo di perfezionare e rendere sempre più pratico e più rodato, però poi ovviamente qualcosa magari proporrà. Sì, Andrea Assini, Nuova Sardegna, una curiosità a proposito dell'attacco, chiaramente un po' strozzato in assenza di due titolari, è anche difficile trovare punti di riferimento, insomma, però insomma, con Gigi, con Pennington che gioca la palla e con Carboni sono ulteriori alternative da mettere in cascina per la stagione. Sono tutti secondo me giocatori che sposano quella che è l'idea di attaccanti che ha il mister che abbiamo sempre utilizzato in questi anni. Forse siamo un po'... non dico corti no, siamo fisicamente portati a fare un gioco preciso, sicuramente non possiamo tirare pallonate in avanti, anche se comunque Gigi, come ha fatto vedere anche oggi, tiene la palla molto bene, è un ruolo diverso da quello che faceva gli altri anni qua, ci dà possibilità di giocare sia con un palleggio importante, ma poi finalizzare anche insomma, è una punta che ha l'ultimo passaggio, insomma, il rientro di Gigi è importante per noi da questo punto di vista. Poi quando rientreranno Sorrentino e Di Stefano avremo secondo me molte frecce nella faretta. Ciao, Domenico Mussolino, Calcio Torres. Nel primo turno di Coppa Italia affronterete lo Spezia, che è la squadra con cui esordite in Serie A. Ti volevo chiedere se avevi già affrontato lo Spezia da avversario e se questo significherà avere motivazioni in più per fare bene. Guarda, non ci speravo più, perché non sono mai riuscito a riaffrontare lo Spezia, soprattutto non ho mai più rimesso piede al picco e onestamente tutti sapevano, tutti i miei compagni, che era il mio desiderio più grande. È arrivato alla prima, forse speravo di arrivarci magari in una condizione migliore rispetto a quella che si può avere alla prima di Coppa Italia, però l'emozione sarà tanta e cercheremo di affrontare la partita nel migliore dei modi in uno stadio che è meraviglioso, per me è particolare, speciale, quindi non vedo l'ora sinceramente. Sì Beppe, volevo farti la mia ultima domanda per oggi perché si è parlato tanto, il mister l'ha anche detto, per la scelta come gruppo squadra avete scelto di ridare la fascia a Gigi Scotto, il mister ha detto che lui non ha messo blocco su questa decisione, è una decisione della squadra. Sì. Raccontaci tu che... Com'è andata? Esatto. È andata molto semplicemente, nello spogliatoio un giorno stavamo chiacchierando e ho detto ragazzi il capitano è Gigi. Tutti hanno detto ok, io sono andato al mister e ho detto mister, il capitano quest'anno è Gigi, decidete voi, il capitano è Gigi. Quindi per me era semplicemente ridare al legittimo proprietario quella che per un anno non gli è stato possibile indossare. Il legame tra me e Gigi non si scopre certamente adesso, questa squadra ha tantissimi capitani, la fascia è un dettaglio, ma è giusto che la tenga Gigi. Grazie.